Era orgoglioso della sua Ducati rossa, il bolide con il quale si spostava spesso e che aveva postato anche tra le foto del suo profilo Facebook. È stato proprio in sella a quella moto che Stefano Lazzarini ha trovato la morte. 20 anni di Spinea, un giovane allegro e molto conosciuto in paese, un vero appassionato di motociclismo. Stava andando al lavoro in un'azienda di abbigliamento di Tre Baseleghe. Alla ditta i suoi colleghi lo hanno atteso a lungo, prima di conoscere l'orribile verità. Poco dopo le 8 di stamani il ragazzo si trovava ad attraversare la via principale di Moniego, frazione di Noale, ma sul suo percorso ha trovato improvvisamente un'auto, una Peugeot, che proprio in quel momento si era immessa in retromarcia sulla strada dopo che l'automobilista, un 21enne del posto, si era fermato in edicola a prendere il giornale. Una svista, una distrazione di pochi secondi. La polizia locale di Noale sta vagliando l'esatta dinamica di quanto accaduto per accertare le esatte responsabilità. Di fatto, la collisione fra moto e auto è stata inevitabile. Il giovane Centauro è stato sbalzato sull'asfalto, impatto terribile, un botto che ha attirato subito l'attenzione dei residenti e dei negozianti della zona che hanno allertato i soccorsi. Il giovane automobilista era illeso ma sotto shock e c'era una speranza per Stefano nei primi minuti. Quando il SUEM lo ha caricato sull'ambulanza, nonostante le gravissime ferite, era ancora vivo. Una corsa disperata all'ospedale, ma poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, un fatale attacco cardiaco ha stroncato la vita del giovane, nonostante il lavoro dei medici che si sono dovuti arrendere. Una notizia terribile che in poco tempo è arrivata ai familiari a Spinea, alla sua fidanzata, ai colleghi e ai tanti amici che ora lo piangono disperati.